A regime, con la disponibilità anche dei medici di base, possiamo arrivare anche a 4.000 vaccini al giorno. Ecco, questo è l'obiettivo dell'ULSS 7, ambizioso ma realistico. Bisognerà aspettare però almeno fino al 29 aprile, quando arriveranno molte più dosi del vaccino Pfizer in Veneto e quindi nella Pedemontana. Avremo un quantitativo di Pfizer che dagli 8.000 settimanali passa a circa 15.000. Per quanto riguarda il Moderna invece la quantità è legata a 1 miliardo di dosi per coprire le seconde dosi e nella giornata di domani arriverà anche l'AstraZeneca a circa 3.000 dosi. Obiettivo della regione è non meno di 50.000 dosi al giorno. Nell'ULSS 7 il calo è dovuto al mancato arrivo di Moderna e AstraZeneca, ma tra poco si ripartirà con i medici di base e poi progressivamente i numeri dovrebbero crescere. Come centri vaccinali, quello di Schio e di Bassano riusciamo a garantire una potenzialità di almeno 2.000 dosi al giorno. Con i medici di base possiamo quasi raddoppiare questa capacità. Quanto alle prenotazioni, le agende sono aperte fino al 28 aprile e da giovedì sarà data la possibilità di fissare la vaccinazione fino al 10 maggio. L'obiettivo è quello di completare i cittadini dai 70 ai 79 anni di età proprio entro i primi giorni di maggio. Va detto che rimangono posti liberi per questa fascia di età e per pazienti fragili, nonostante le segnalazioni di difficoltà nell'accedere al sistema di prenotazione online. Effettivamente è un po' strano come a fronte di segnalazioni che ci arrivano di difficoltà di accedere al vaccino, notiamo ad oggi ancora dei posti disponibili per queste categorie.